Matteo Tenderini, non fiori, ma sarde in saor, racconti di viaggio, mazzanti libri. Se oggi posso pensare di realizzare un libro, lo devo quasi esclusivamente al mio papà, Tony. È stato lui, ai tempi della scuola, ad avermi inoculato il germe della curiosità e la voglia di esprimere, anche in forma scritta, le mie emozioni. Con lui ho iniziato ad apprezzare la lingua italiana, così straordinaria ma così spesso umiliata da strafalcioni e inascoltabili modi di dire. Grazie a lui ho compreso che, pur svolgendo un lavoro che poco ha a che fare con la letteratura e l'arte, era possibile fotografare come in un'istantanea scene di vita quotidiana e riportarle su fogli di carta vestendole di parole. Questo che mi accingo a presentare è un vero e proprio diario di bordo che riferisce alcune delle esperienze vissute nel corso dei miei viaggi in giro per l'Italia negli ultimi 10 anni di vita. Persone, luoghi, cibi, situazioni in cui mi sono imbattuto sia per motivi di lavoro che per diletto. Qualcosa ho scritto, molto è rimasto nei pensieri e nella penna, nella speranza un domani di riuscire ad esprimerlo per dare un seguito a quanto presente in queste pagine. Buona lettura e grazie.